Anche oggi sono alla partenza per uno dei miei giri lunghi. Come ogni anno fa freddissimo, sono da poco passate le 8 del mattino. Ieri sera ha fatto il finimondo, infatti come vedrete o come avrete già visto dalle immagini è pieno di rami, di stecchi, di piante per la strada e fa freddissimo. Il caldo lo sentono solo al telegiornale. Vedremo quando sarò al mare a Bibbione se farà veramente caldo o no. Ho ancora da fare circa 150 km e concentriamoci sulla strada. Un pochino di sole, si sente subito il caldo, insomma la bella sensazione di calore sulla pelle. C'è il vento contro, speriamo che fra un po' giri. L'altro anno e l'anno prima, poi vi lascerò in descrizione i link, mi sono perso entrambe le volte. Ecco, alla mia sinistra c'è il lago di Cavazzi. Quando c'è il sole si sta bene. Immancabile selfie al cippo commemorativo dedicato a Ottavio Bottecchia. Adesso continuiamo per l'immancabile selfie fatto davanti al lago di Cornino. Ed eccolo il lago di Cornino. Bene, continuiamo, siamo quasi a 30 km. Ora giriamo in direzione di Maiano e San Daniele e adesso di qua ci sono altri laghetti che non ho mai capito come si chiamano e lo dico ogni volta che passo da queste parti. Infatti dico che si chiamano laghetti Pacar o Pacar, non so dove va l'accento. Pacar o Pacar? Questo è il problema. Giriamo per San Daniele, 7 km. Siamo a Rodeano Alto. 2 anni fa qua mi sono perso. Cavolo, ho sbagliato strada. Anche l'altro anno avevo sbagliato qui strada. Il GPS mi inquadra la strada all'incontrario. Qui c'è una rotonda stramba. Qui che cacchio di rotonda è? E poi devo girare a destra. Mi ero sbagliato anche l'altro anno qua. Adesso entriamo a Coseano. Ho tornato a sbagliare strada purtroppo. Dovevo girare 100 metri fa. Girare a destra. Devi dirmelo prima. Coseano. È bello vedere come cambia il paesaggio man mano che scendi. Prima ero tra le montagne, poi verso San Daniele, così, paesaggio di città, case, strade, traffico, e invece adesso è tutta campagna. Intanto ridendo e scherzando, 49,9 km, vediamo 50 km in 1 ora e 44. Quindi teoricamente fra 1 ora e 44, se continuo con questa media, arrivo a 100 km. Adesso mi schizzo tutto perché ci sono sti affari che sparano l'acqua
e l'altro anno mi ero perso anche da queste parti, quindi devo fare attenzione. L'altro anno, adesso arriva l'acqua, e intanto siamo a Nogaredo di Corno, eccolo qua. L'altro anno il GPS mi indicava una stradina sterrata che io non ho preso e mi sono perso ovviamente. Siamo a Basiliano, 56,9 km, 1 ora e 58 minuti. Nespoledo. Bertiolo, città del vino. Adesso devo girare, rischiavo di sbagliarmi strada adesso. Allora mi sono fermato perché ho delle cose da buttare via, mi apro qualche altra roba da mangiare, mi bevo un succo di frutta e poi riparto. Cambio le batterie alle telecamere perché sono tutte scariche, anche questa qua dovrebbe durare ancora per poco, quindi approfitto, faccio una fermata a 80 km e poi tutta una tirata fino ai 100. Le telecamere, ho bevuto, ho mangiato qualcosina e adesso mi mancano 20 km per arrivare a 100. La tisanotta, la tisana, mi mancano 7 km per 100 km, 99,9. Bibione! Secondo giorno della mia vacanza. La prima mattina ho fatto qualche chilometro in bici così per sgranchire un po' le gambe tra Bibione e Bibione Pineda. Sono poi andato a fare la spesa perché mi sono accorto che a casa non c'era niente da mangiare. Amici, sto andando a fare la spesa. Ho fame e sete, a casa c'è pochissima roba. Sentite le cicale, ci vediamo dopo. Spesa fatta. I telegiornali continuano a rompere le palle questi aumenti della temperatura, che poi d'estate che ci sono 30 gradi è normale, però non dico niente degli aumenti dei prezzi. All'ora di pranzo ha piovuto un po' ed il pomeriggio ho avuto la bella idea di arrivare sino al faro di Bibione. Volete sapere com'è andata? Venite con me. Mi avevano detto che per arrivare al faro la strada non era asfaltata e già questo con la mia bici da corsa mi seccava un pochino.
Mi avevano anche detto che il pezzo non asfaltato era breve, per quello ho deciso di arrivare. Però dopo la pioggia guardate com'era il fondo stradale. Niente, ho deciso che non ci arrivo fin là. Non ho voglia di sporcare e rovinare la bici. Vediamo se combino in qualche altro modo, per adesso torno indietro. Anche il ritorno è stato un massacro, non solo perché ho dovuto ripercorrere tutta la strada infangata che avevo fatto sin quel momento, ma anche perché ho deciso di percorrere tutta la pista ciclabile che costeggia il mare e che dal faro porta a Bibbione Pineda. Facevo prima ad andare per il bagnasciuga. Potevo passare per le vie centrali, ma non conoscendo bene Bibbione mi sarei perso, per cui, visto che ero su una bici e visto che ero su una pista ciclabile, ho deciso di seguirla. Come vedete, forse era meglio se pedalavo direttamente dentro l'acqua del mare. Sto cercando una cannella da qualche parte, una fontanella per dare un attimo una pulita. Oh, niente, la portiamo a far mettere a posto, beh. C'è un noleggio, diamo una pulita, un'ingrassata. Se vi piace sporcare la vostra bici, venite a Bibbione quando piove, vi faccio vedere com'è ridotta la mia. Tutti infangati. Il telaio qua sotto. E adesso una bella pulita. Allora, bici pulita, mi ha dato tutti gli strumenti, ho potuto lavarla, pulirla, lubrificarla, dare un'occhiata alle gomme. Ora vedete è tutta pulita. Tutto lubrificato, tutto perfetto, neanche una traccia di polvere. Stamattina ho deciso di farmi un giro in spiaggia, ho noleggiato una bici e sono partito. Qui il vento copre il mio parlato, semplicemente dicevo che non mi pare l'estate più calda degli ultimi 1000 miliardi di anni, come dicono ogni momento sui telegiornali. E poi dicevo anche che erano 10 minuti che vagavo per la spiaggia alla ricerca dell'ingresso da cui ero entrato. Quindi il resto della mattinata l'ho passato sulla bici per le piste ciclabili della città. E nel primo pomeriggio ho fatto shopping per il centro di Bibbione. Beh, più che shopping era semplicemente un giro in bici per le vie del centro dove la gente fa shopping. Quindi sono tornato all'oramai mio negozio di bici di fiducia ed ho preso una bici a pedalata assistita. Mi è stato consigliato di arrivare ai Casoni a vedere il tramonto sul mare. Anche se non avevo capito per niente le indicazioni che mi hanno dato per raggiungere quel posto ed anche se non avevo tempo di attendere sin l'ora del tramonto, ho detto che avevo capito le indicazioni e che sarei andato a vedere il tramonto. Allora adesso voglio arrivare, se riesco, perché mi hanno spiegato ma non ci ho capito molto, in riva al mare a farvi vedere il tramonto. Adesso sono sulla pista ciclabile,
Sono con una bici a pedalata assistita, anche quest'anno il brivido di provare una bicicletta che va da sola senza far fatica, anche se è bella appunto la fatica nel ciclismo. Comunque mi sto dirigendo in direzione del sole, non lo vedrò tramontare perché fra poco vado a casa, che domani mattina parto presto, però insomma adesso cercherò di sbucare sul mare e di riprendere il sole che si avvicina all'orizzonte. Io qui sto pedalando pochissimo, la bici va da sola, strano però boh. Vediamo se mi ricordo come si accende. Sì, accesa. Bene amici, sono le 7:39 di mattina, sono partito da 5 minuti, ora è lunga perché dovrò fare tipo 120 km più o meno per tornare al nord in montagna, quindi mettiamoci bassi sul manubrio e cominciamo a pedalare. Bibione, torneremo il prossimo anno, arrivederci. Ho leggermente freddo, c'è un po' di vento contro e la temperatura è abbastanza freschetta perché il ciclocomputer mi segna 22 gradi. Potete vedere le bandiere, sempre vento contro, sono a 22 km,2, l'aria è fresca, le strade fanno un po' schifo. Ero passato di qui anche lo scorso anno. Eccoci arrivati a Varmo. Eccoci a Roveredo. Fico, adesso dove vado? Devo cambiare strada. Vediamo se riesco a congiungermi girando di qua. Perché secondo i miei calcoli se giro di qua riesco ad aggirare il problema. Se io vado di qua sono giusto. Oh, per fortuna. Come avete visto, Villa Manin, Passariano, 3 km. Eccomi a Villa Manin di Passariano, adesso mancheranno tipo 70 km e poi sono a casa.
questo rettilineo lunghissimo, tipo 5-6 km, che non finisce più. Poi girerò, se non sbaglio, a sinistra e poi la strada comincerà pian piano a salire. Ridendo e scherzando, 49.9, esattamente in questo momento siamo a 50 km in 2 ore e 11 minuti. Una media pessima, però c'è tutto il vento contro, me la sono presa con calma. Sto per arrivare a Madrisio. L'altro anno mi ricordo avevo cominciato a sentire un po' di stanchezza qua, perché fra un po' c'è una salita, non mi ricordo se arriva anche all'11%. Sono a Maiano, ancora una quarantina di chilometri e sarò a casa. Amici, mi fermo un attimo per farvi vedere che ho appena raggiunto i 100 km. Amici, dopo 115 km sono arrivato. Tutto bene, non ho bucato, ho un po' di fame, ho un po' di sete. Adesso vado a cambiarmi, a rifocillarmi. Insomma, vi saluto qui. Questo vlog finisce qui. Forse non sono stato loquace come in quell'altro, ma non è che avessi tanta voglia di parlare quest'anno. E insomma, ce l'abbiamo fatta. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto in bici da, anzi, Bibbione Pineda 2023, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.